Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Sono particolarmente felice di dare saluto alla lezione inaugurale di questo ciclo sulla storia del cinema. Lo sono per motivi proprio personali, egoistici. Io sono un'appassionata di cinema, non sono una competente nel cinema, ma sono un'appassionata di cinema. E quindi ho sollecitato il nostro past president e grande esperto di cinema Michele Gottardi a organizzare un altro ciclo. Già negli anni scorsi ne era stato organizzato uno, Fermo Immagine, che qualcuno di voi forse ricorderà, e insomma siamo riusciti a convincerlo, e anche quest'anno quindi inauguriamo questo ciclo di 4 lezioni che poi verrà illustrato dal professor Gottardi. Devo dire che secondo me a Venezia si parla troppo poco di cinema. Siamo tutti concentrati nei 10 giorni di quell'evento incredibile che è la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Lì si scatena il mondo, prima e dopo il silenzio o quasi il silenzio, mentre Venezia dovrebbe essere una città in cui si parla prima della mostra e dopo la mostra. Noi nel nostro piccolo lo facciamo, nel nostro piccolo relativamente, perché abbiamo dei relatori, tra cui quello di oggi, che ringrazio, molto competenti nel settore, quindi voi avrete il meglio che la nostra città può dare in questo campo. E termino perché il mio è solo un saluto, ma voglio ringraziare per la presenza gli studenti del Marco Polo, con i quali con la scuola abbiamo fatto una convenzione, verranno a questi nostri incontri e probabilmente produrranno, o qualcuno insegnerà loro a produrre qualche cosa di cinematografico, quindi non solo ascolto, ma anche, come dire, fare, e arriveremo ad avere un prodotto sull'Ateneo Veneto. Grazie, buon incontro e buon corso. Grazie ancora al professor Gottardi. Grazie Presidente. Quando effettivamente il Presidente mi ha chiesto di pensare a un corso di cinema, la mia reazione è stata no, perché cinema ancora? Ma in realtà è vero quello che dice la Presidente, è vero anche qualcosa di diverso, nel senso che a Venezia si parla molto di cinema 15 giorni all'anno. Noi che seguiamo la mostra da un po' di anni abbiamo un rapporto di amore e odio, perché quando vai ai festival fuori Venezia li vivi in un modo diverso, quando sei qui li vivi in un modo, come dire, troppo militante. E sei quasi obbligato, engagé, per dirla un po'. E quindi un po' hai sempre questo rapporto un po' così, appunto, come dicevo prima, di amore e odio. Poi però nel resto dell'anno è vero che ci sono delle manifestazioni. C'è una cattedra di cinema, il professor Dalla Gassa, che chiuderà questo ciclo a metà novembre, è oggi l'erede di tutta una serie di docenti, tra cui noi anche, che si sono alternati negli ultimi 20-30 anni, come il professor Borin e altri. Con l'Università, l'Ufficio Cinema e il Comune di Venezia fanno delle iniziative che sono a Rossini, dove si parla di festival e altro, e non so se quest'anno si replicherà, ma negli ultimi 2 anni ha avuto molto successo un'iniziativa che la Biennale ha fatto, sempre in collaborazione col Comune a Rossini, e che è stato i classici del cinema, che effettivamente i classici fuori mostra, esattamente, perché i classici vengono presentati, restaurati alcuni classici durante la mostra, poi però, e questo sarebbe la cosa migliore, bisogna farli vedere ai giovani che certi film non li hanno mai visti, e infatti quando parlerò di neorealismo per molti sarà una scoperta, immagino, e
E i classici fuori mostra hanno avuto un successone in questi ultimi 2 anni, mediamente con sale esaurite, sala grande del Rossini esaurita, per rivedere o vecchi classici o quantomeno film che si sono persi e che sono stati restaurati. Ecco, in questa logica ho poi accettato, parlando con gli amici qui presenti, di fare questo breve ciclo, una storia del cinema in pillole, perché non abbiamo la pretesa di fare un corso universitario. La sede dell'Ateneo è la sede dell'alta divulgazione, della divulgazione scientifica, ma dell'alta divulgazione, è aperto a tutti, basta vedere la porta. Voi entrate e nessuno vi chiede nulla. Credo che questa sia, no? All'uscita sì. All'uscita poi vi interroghiamo a salti, quantomeno, oppure, a meno che non paghiate. E questa è un po' la logica. Allora abbiamo detto, proviamo a prendere 3-4 punti. Professor Ghigi questa sera, Novello Bazin, si chiede che cos'è il cinema, come un famoso studio Andrea Bazin raccoglieva, mi pare nel 73, una serie di saggi che poi sono rimasti famosi con questo interrogativo. E io vorrei parlare di neorealismo, quindi oggi saranno più una basi teoriche e non solo, e introduttive. Io vorrei parlare di neorealismo perché è sempre sta fase epica, no? Questa cosa per cui noi abbiamo avuto il neorealismo e siamo ancora fermi lì delle volte, De Grandis, siamo ancora fermi lì. E quindi vediamo invece qual è stata l'importanza di questi 10 anni, anche meno forse, della storia del cinema italiano, che si è riversata anche nelle nouvelle vague e nelle altre onde di innovazione in giro per il mondo. Poi, appunto, Adriano De Grandis, che è qui con noi stasera, parlerà di Hollywood, ma della New Hollywood, ovvero di come il cinema americano ha cambiato il linguaggio e anche il modo di fare cinema a partire dagli anni 70 e poi anni 80. Pensate a tutti i grandi registi, di cui uno domani fa uscire il suo ultimo e attesissimo film, Martin Scorsese, come si è formato in questi nuovi linguaggi a partire appunto dopo gli anni 60. E infine Marco Dalla Gassa, esperto di cinema del Far East, cinema asiatico, ci parlerà del rapporto tra Venezia e l'Asia, perché proprio a Venezia negli anni 50 alla mostra si scoprono degli autori che oggi sono famosissimi, ma che allora i maestri giapponesi o indiani erano praticamente assolutamente sconosciuti nel mondo occidentale. E quindi il ruolo della mostra del cinema in questa scoperta. Ecco, questo è un po' il senso di questo ciclo, che si snoderà sempre il mercoledì, ad esclusione di mercoledì 1 novembre, che è festa, e quindi si svolge per 5 mercoledì con la pausa intermedia. Bene, la parola allora al professor Ghigi, che è critico cinematografico del Gazzettino e molte altre cose, tra cui professore anche a Ca' Foscari, è stato selezionatore della Settimana della Critica e collaboratore appunto della Mostra del Cinema, a cui cedo volentieri la parola. Grazie Michele. Allora, benvenuti a questa prima pillola però sembra un medicinale, direi questo primo intervento di questo corso, che pone una domanda molto difficile: che cos'è il cinema? Devo dire che mi sono posto un bel problema. Mentre preparavo la giornata di oggi mi sentivo come Sant'Agostino, che quando gli chiedevano che cos'è il tempo, lui diceva: io so che cos'è il tempo, ma non so spiegarlo. Allora, che cos'è il cinema? Io lo so che cos'è il cinema, ma adesso mi tocca spiegarvelo. E allora cominciamo con le teorie. Sul cinema hanno scritto filosofi, hanno scritto storici del cinema, registi, con opinioni molto spesso contrastanti. Chi dice che è un sogno, chi dice che è il riflesso della realtà, Pasolini. Citerei solo, tra le tante cose che sono state scritte rispetto a questa domanda, quella di un poeta, Vladimir Majakovskij, che diceva: il cinema
è una concezione del mondo. Il cinema è una concezione del mondo. Sì, bella, carina, è una bella frase, però non ci dice assolutamente niente di che cosa sia il cinema. Perché concezioni del mondo le hanno anche i poeti, le hanno anche i letterati, le hanno anche gli artisti in generale. Stavo per dire che i politici, ma loro hanno solo la concezione del potere e basta. Potremmo tentare, quindi il cinema è una concezione del mondo, sì, che va bene, però nulla di più ci dice. Potremmo tentare un'altra definizione. Il cinema è immagini in movimento, ovvio, però già meglio rispetto alla concezione del mondo, ma ancora abbastanza generica. Poi tra l'altro questa ricerca di muovere le immagini, cioè di costruire delle sequenze, era già più antica. Qui abbiamo uno dei primi tentativi di Edward Muybridge nel fine 1800, in cui tentava di ricostruire immagini in movimento. Ma ci proveranno anche altri, ci proverà per esempio Balla nel 1936, no? Questo cagnolino che nell'identico momento spaziale dovrebbe essere di tempi diversi. Questo indubbiamente il cinema lo fa meglio. Cioè, vediamo come, se riesco a trovare come Valerio ha messo le immagini, un momento, vediamo come invece Jack Nicholson, no, scusate, sì, negli ultimi fuochi si dice che cos'è il cinema, una breve sequenza degli ultimi fuochi tratti dal film di Elia Kazan. Se c'è il sonoro. Si secca, signor Baxter. Non posso andare avanti, è tempo perso. Perché? Mi ha rifilato questi due brocchi. Non sanno scrivere e rovinano quello che scrivo io. E allora perché non se lo scrive da solo? Ma qualcosa ho scritto. Erano solo chiacchiere, perderemo il pubblico. Oh, chiacchiere! Mm-hmm. Io credo che voi nemmeno leggiate le cose. Gli uomini stanno duellando mentre ha luogo quella conversazione. Alla fine uno di loro cade in un pozzo e lo devono tirare fuori in un secchio. Lei lo scriverebbe in un libro suo? Certo che non lo scriverei. L'ho ereditata questa assurda situazione. Lasci che le chieda una cosa. Lei va mai al cinema? Raramente. Perché gli uomini non fanno che duellare e cadere nei pozzi. E dicono un sacco di stupidaggini. Senti, in ufficio ha una stufa che si accende con un fiammifero? Credo di sì. Supponga di essere nel suo ufficio. Ha fatto duelli tutto il giorno. È sfinito. Questo è lei. C'è una donna alla porta. Entra e non la vede. Si toglie i guanti. Apre la borsa e la vuota sul tavolo. Lei la guarda. Questo è lei. Adesso la donna ha 2 centesimi, dei fiammiferi e un nichelino. Lascia il nichelino sul tavolo, rimette i 2 centesimi dentro la borsa, poi prende i guanti. Sono neri. Li mette nella stufa. Accende un fiammifero. A un tratto il telefono suona. Alza il ricevitore. Ascolta.
un paio di guanti neri in vitamine. Riattacca. Si inginocchia vicino alla stufa, accende un altro fiammifero. Improvvisamente lei si accorge che c'è un altro uomo nella stanza. Un uomo che sta osservando ogni mossa che fa la donna. Che succede poi? Ma non lo so. Stavo solo facendo del cinema. Il nichelino che serviva? Jane, tu lo sai a che serviva? Serviva per fare del cinema. Ma cosa mi paga a fare? Ecco, questo è il cinema, dice Robert De Niro. Ma no, vabbè, stiamo come al cinema. Allora, questo è il cinema. Beh, rispetto a una definizione di cinema e immagini in movimento, qui abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti. Però, se ci pensate bene, quello che De Niro fa qui come produttore è di raccontare una storia. In fondo lui racconta una storia, certo in qualche modo si muove, costruisce insomma uno spazio-tempo, però in realtà lui racconta una storia. Allora il problema è il cinema è solo la storia, il cinema è la storia che racconta. Io non sono così convinto, io penso che c'è certamente un cosa si racconta, ma un come, e il come è molto importante. E proprio a febbraio, per i Classici Fuori Mostra, ho presentato Ordet di Carl Theodor Dreyer e lì mostrai le due sequenze finali di due film di Ordet, uno di Molander del 42 e poi il finale di Carl Theodor Dreyer del 53. La cosa incredibile è che queste due sequenze finali, che sono fondamentali per il film, durano esattamente 5 minuti ciascuna. Cioè 5 minuti quella di Molander, 5 minuti quella di Ordet. Sia l'una che l'altra hanno gli stessi identici dialoghi che sono tratti da Kai Munk, dal dramma di Kai Munk. Identici, non c'è una parola diversa. Eppure, quello di Dreyer fa esplodere un'emozione profondissima, mentre quello di Molander, che pure era un gran bravo regista, è l'illustrazione di quello che Kai Munk aveva scritto. Quindi ci troviamo di fronte a un cosa uguale, ma il come diverso costruisce un'emozione totalmente diversa. Quindi abbiamo messo un tassello in più alla nostra risposta alla domanda, ma siamo ancora probabilmente lontani. Andiamo alle radici del cinema, cioè anzi all'inizio, all'incipit più assoluto, cioè quando Lumière gira alla stazione della Ciotat, fa una prova tecnica e gira l'arrivo del treno. Allora, teoricamente si dice qui inizia il cinema, lo scrivono in molti, qui inizia il cinema. Io non sono francamente molto d'accordo. Vediamo tanto la sequenza e poi ne discutiamo. Ah sì, funziona. Naturalmente muto.
Allora, certamente non possiamo non dire che non sia cinema, tra virgolette, ma l'operazione che fa Lumière è semplicemente un'operazione di carattere tecnico, cioè deve provare che la sua invenzione funziona, cioè riesce a riprendere immagini in movimento. Siamo già al cinema. Allora, se noi prendiamo i filmati di una videocamera di sorveglianza che riprende in maniera statica, possiamo definire quelli cinema? Io non credo, francamente, che sia così. Cioè non credo che si possa che nessuno di noi e di voi possiate definire una ripresa fatta da una videocamera cinema, semplicemente delle riprese. Come in fondo è questa, certamente straordinaria, certamente, come dire, insomma, apre una nuova stagione dell'immagine visuale, non c'è dubbio, però io francamente non la considero ancora cinema. Quando è che sì, secondo me? Perché, attenzione, la risposta che vi do è la mia risposta, poi non so se sia quella giusta. Per quel che mi riguarda, il cinema diventa cinema nel momento in cui scopre il potere di gestire il tempo e di gestire lo spazio. Ma soprattutto di gestire il tempo. E come lo fa? Lo fa nel momento in cui mette insieme inquadrature diverse, cioè monta, incolla insieme spazi e tempi anche diversi. Ecco che lì il regista diventa quasi un creatore, qualcuno lo definiva un barbiere che taglia e cuce, e può gestire il tempo, lo può gestire come crede e come meglio crede sia necessario per rendere efficace la storia. È qui che secondo me avviene il grande salto. E avviene il grande salto nel momento in cui appunto si possono mettere inquadrature di tipo diverso, costruire tempi e spazi diversi. Vediamo una sequenza interessante perché quando costruiamo un tempo filmico non è detto che sia necessariamente il tempo della visione, cioè noi possiamo vedere delle storie che procedono molto velocemente, che hanno delle ellissi molto, molto forti, che ci portano immediatamente nel futuro, oppure che in realtà quello che accade è molto più lungo o più breve di quello che in realtà potrebbe accadere, no? Cioè se in realtà io per fare una certa cosa ci impiego 5 minuti, io cinematograficamente, dato che ho il potere di gestirlo, posso farlo durare 8, posso farlo durare 3, questo è davvero nelle mie mani. Allora, io vi faccio vedere la sequenza degli Intoccabili, la sequenza finale bellissima degli Intoccabili di Brian De Palma, che dura 10 minuti, ma se voi guardate, dunque avviene nella Central Station di New York, se voi guardate l'orologio all'inizio segna le 12:05 e la fine della sequenza è a mezzogiorno, ma la sequenza dura 10 minuti, noi non lo percepiamo, quindi il tempo filmico è il doppio dell'azione filmica che in realtà noi vediamo. Avete visto l'orologio? 12:05 e sotto potete vedere anche la durata e la doppia. Sono 8 minuti e 42 secondi.
much. Thank you, sir. Are you all right? Thank you. You're such a gentleman, and it's so kind of you to help me. I really wasn't sure if we'd make it or not. Is there some problem I can help you with? No. I really can't thank you enough. Isn't this fun? Oh, you're being such a good boy, sweetheart. Thank you again. This is so wonderful. Oh, thank you, sir. Here, please, let me take you from here. You've been such a great help. Thank you so much. Oh, this is wonderful. I'll take you from here, sir. Thank you very much for your help. Thank you, sir. Don't cry, sweetheart. We're almost home. Is something wrong? Sir? With the bookkeeper, and the bookkeeper and me are driving away. See? Or else he dies. He dies, and you ain't got nothing. You got 5 seconds to make up your mind. I'll tell you what you want to know. Shut up! I'm not kidding, that's crazy. You don't have to do this. I'll tell you what you want to know, for Christ's sake. Got him? Yeah, I got him. One! Will you stop it? Take him. 2. Allora, questa è una sequenza straordinaria, proprio per il discorso che facevamo prima. Se non vi siete fatti prendere troppo dal racconto, ma avete guardato e confrontato l'orologio con l'orologio della stazione con invece il timer qui sotto,
vi sarete accorti che i primi 5 minuti dell'orologio sono anche i 5 minuti del timer sotto. Cioè, qui Brian De Palma rispetta, come dire, il tempo filmico e invece il tempo dell'azione. Ma dopo, quello che sono altri 5 minuti. È tutto, in realtà, poi l'ultima volta che si vede l'orologio segna mezzanotte e mezzogiorno, mezzanotte e 1. Ecco, la dilatazione che Brian De Palma fa, noi non la percepiamo, è nelle sue mani però, è lui che può decidere di allargare il tempo, stringerlo se ha bisogno, qui vai in rallenti, vai e alla fine, no? Tutto questo noi non lo percepiamo, ma in realtà costruisce una forte emozione. Io direi che qui abbiamo già forse una primissima parte della nostra risposta, cioè questo è cinema. Il cinema è questa capacità di costruire spazio e tempo come meglio un regista e un montatore crede. È un potere che i registi hanno, è un potere di seduzione anche nostra, è un potere di farci emozionare, ma se hanno la capacità di farlo, se hanno la capacità di gestire i tempi in maniera che possa creare in noi questa emozione. Si può giocare anche con il tempo in un'altra maniera. Si può giocare con il tempo, cioè si può andare avanti e indietro nel tempo, nel spazio filmico molto breve. Vediamo adesso una sequenza di C'era una volta in America di Sergio Leone, secondo me straordinaria, quando Robert De Niro, vecchio, torna da Fat Moss, il vecchio amico, e lui è stanco, va nel locale, gli chiedono cosa hai fatto in tutti questi anni, sono andato a letto presto, poi va nel gabinetto dove spiava quella che è stata la sua più grande amore. A quel punto Leone gira la macchina, si vede l'occhio di De Niro, ritorna indietro e il tempo è cambiato. Un assolutamente incredibile pezzo di bravura e di gioco con il tempo. Beh, sei stanco. Buonanotte. Buonanotte, Mo. Grazie. Che hai fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto.
papà ha detto se vieni ad aiutarci. No, Ma c'è il locale pieno zeppo di gente, non ce la facciamo da soli. arrangiatevi. Io vado a scuola di dizione. Questo è un brano straordinario, perché tra l'altro introduce anche il concetto della psicologico, cioè lui quello della visione psicologica, della soggettiva psicologica, perché quando De Niro guarda dentro non vede, non c'è nulla da vedere. Quindi quello che poi noi vediamo sono le immagini della sua memoria, sono le immagini che lui ha nella sua testa. Ma a quel punto Leone fa un ulteriore passaggio, no? Mentre all'inizio ci dice questo è quello che sta pensando, vedendo con la memoria De Niro, poi però invece ci porta nel tempo passato. Quindi fa ancora un salto. Voi del studente Marco Polo vi consiglio, se avete voglia, di studiare che cos'è il tempo, perché tutto C'era una volta in America è un film sul tempo, il tempo cinematografico, il tempo delle memorie e tante altre cose. Andiamo avanti. Credo che qui cominci ad essere un po' più chiaro che cos'è il cinema e che cosa può fare il cinema, che cosa permette al regista di fare. Prima di passare ad altro, cioè prima di passare all'altro aspetto, perché adesso abbiamo visto il tempo, dovremmo cominciare a vedere lo spazio, e che anche quello è molto importante, la capacità di poter giocare sullo spazio. Prima di arrivare a questo però vi chiederei un attimo di pazienza, perché in realtà vorrei introdurre il concetto di fuoricampo. Che cos'è il fuoricampo? Il fuoricampo quello che c'è fuori, no, della cornice filmica, ai lati per esempio, che noi non vediamo, noi non lo vediamo, ma c'è anche un fuoricampo dietro la macchina da presa. Questo noi non lo percepiamo, ma in realtà noi lo percepiamo in maniera inconscia. Cioè quando un regista ci fa vedere, per esempio, due persone che parlano in uno spazio, poi ad un certo punto fa un'inquadratura di uno, ma noi continuiamo a sentire che l'altro c'è, che è fuori campo. E questo è una cosa che ci accomuna molto, anche accomuna il cinema con la visione iconica, con la visione normale della nostra vista, perché sicuramente voi vedete, sentite, percepite quello che immaginate, quello che avete dietro. Il cinema lo mantiene questo, mantiene questa nostra capacità di costruire lo spazio a destra, a sinistra, anche se non c'è. Ma se il regista ce lo ha fatto in qualche modo prima immaginare, noi lo continuiamo ad immaginare. Noi dobbiamo immaginare, perché altrimenti i personaggi galleggerebbero nel nulla. C'è però, restiamo ancora un attimo nel tempo, c'è però, mi direte voi, un tipo di piano di sequenza che non ha montaggio. Quindi, secondo quello che ho detto prima, non dovrebbe essere pieno cinema. Questo si chiama piano sequenza, cioè il piano sequenza è un movimento della macchina continuo, avanti, indietro, di lato. Adesso con lo Steadicam è diventato molto più complesso. Prima la macchina si muoveva su un carrello, su un binario, per cui poteva andare o dritto o di traverso, o obliquamente, mentre con lo Steadicam noi possiamo muoverci come vogliamo. Voi direte, ma allora siamo ancora ritornati con questo
alle origini dei Lumière che fa il cinema come una videocamera di sorveglianza? No, non so. Vedrete nelle 3 sequenze che vi mostrerò che in realtà questi movimenti, se fatti bene, se il piano sequenza è fatto bene, cioè con intelligenza, in realtà costruisce continui piani diversi. E soprattutto nel primo, anzi, cominciamo dal primo. Il primo è Quarto Potere. Quarto Potere, Orson Welles usa uno dei pochi piani sequenza del film, sposta la camera indietro, parte da Charles Foster Kane, bambino che gioca felice nella neve, torna indietro, entra in casa e si vede la madre che sta firmando qualcosa che segnerà il suo destino. Ecco che quel piano sequenza ha costruito 3 diversi piani, 3 diverse tipologie di inquadrature, pur restando senza taglio di montaggio, dando però un grande senso. C'è il bambino, ma quel bambino adesso la madre sta per mandarlo altrove. Be careful, Charles. Kane. Pull your muffler around your neck, Charles. Kane, I think we shall have to tell him now. Yes. I'll sign those papers now, Mr. Thatcher. You people seem to forget that I'm the boy's father. It's going to be done exactly the way I've told Mr. Thatcher. There ain't nothing wrong with Colorado. I don't see why we can't raise our own son just because we come into some money. If I want, I can go to court. A father has a right to. A boarder that beats his bill and leaves worthless stock behind. That property is just as much my property as anybody's, now that it's valuable. And if Fred Graves had any idea all this was going to happen, he'd have made out those certificates in both our names. However, they were made out in Mrs. Kane's name. He owed the money for the board to the both of us. The bank's decision on all matters I concerning... don't hold with signing my boy away to any bank as guardian. I want you to just stop because... all this nonsense, The bank's Jim. decision on all matters concerning his education, his places of residence, and similar subjects is to be final. The idea of a bank being the guardian. I want you to stop all this nonsense, Jim. We will assume full management of the Colorado load, of which I repeat, Mrs. Kane, you are the sole owner. Where do I sign, Mr. Thatcher? Right here, Mrs. Kane. Larry, I'm asking you for the last time. Anybody think I hadn't been a good The sum of husband, a father? $50,000 a year is to be paid to you and Mr. Kane as long as you both live, and thereafter to the survivor. Well, let's hope it's all for the best. It is. Why I can't raise my own boy more than I can understand. Go on, Mr. Thatcher. Everything else, the principal as well as all monies earned, is to be administered by the bank in trust for your son Charles Foster Kane until he reaches his 25th birthday, at which time he is to come into complete... Ecco, solo alla fine taglia. Qui certamente non ci sono tagli di montaggio, ma in realtà i piani sono diversi. Questa è la capacità che ha avuto Orson Welles di costruire, di gestire lo spazio, dando però, non casualmente, come spesso fanno molti pessimi registi, ma costruendo senso, perché lì c'è tutta la storia di quello che poi sarà Charles Foster Kane. Vediamo un altro piano sequenza. Jean-Luc Godard, fino all'ultimo respiro. Qui Godard, regista impertinente, regista che ama stravolgere il linguaggio cinematografico. Poi avrei qualcosa da dire se esiste davvero un linguaggio cinematografico codificato. E si diverte a inseguire questa coppia Belmondo-Jean Seberg mentre passeggia per Parigi. New York Herald Tribune. New York Herald Tribune. Ehi, vieni con me a Roma? Ehi, è idiota, ma ti amo. Ho voluto rivederti per sapere se rivederti mi faceva piacere. Da dove vieni? Da Monte Carlo? No, da Marsiglia. Come vedete la macchina da presa avanza. Lunedì ho cercato di telefonarti da Marsiglia. Lunedì e domenica non ero a Parigi.
New York Herald Tribune. Te ne prendo uno. Sei gentile. Che cosa fai qui? Credevo che detestassi Parigi. Non ho detto che la detestavo, ho detto che ci avevo molti nemici. Allora sei in pericolo. Sì, sono in pericolo. Non vuoi venire a Roma con me, Patrizia? A fare che cosa? Ti vedrai. Oh no, ho troppe cose da fare a Parigi. E adesso che fai? Sali o scendi per i campi? Cosa sono i campi? E i campi Elisi. Oh, Io devo andare all'avenue Georges V. ok, ti lascio. No, accompagnami un po'. Fino all'incrocio allora. E qui la macchina torna indietro. New York Herald Tribune. Riprenditelo, non c'è l'oroscopo. Che cos'è l'oroscopo? L'oroscopo è l'avvenire. Voglio conoscere l'avvenire, tu no? Anch'io. New York Herald Tribune. Che cosa hai? Niente, ti guarda. Ti sei arrabbiato quando sono scappata? No, ma ero furioso perché ero triste. Non è tanto bello addormentarsi quanto svegliarsi accanto a una ragazza. Resterai un po' a Parigi? Qui la macchina da presa non è su un carrello, su un carrello binario, ma su ruote. Perché? Ci sono tante ragazze. Ecco, come vedete ha già costruito un piano diverso, no? Sono stato con due Siamo già in piano americano. Non carburava assolutamente. Adesso si allontana. Che cos'è? Ma erano molto carine, però non carburava, non funzionava, era triste. Allora, vuoi venire a Roma? Sono stufo della Francia. No, non posso, Michel. Devo iscrivermi alla Sorbona, altrimenti i miei non mi manderanno più denaro. E te ne darò io. Non abbiamo passato che 3 notti insieme. No, 5. Perché non porti mai il reggiseno? Oh, non parlare così. No, scusami. Che ore sono? Ci vediamo tra poco? No, non tra poco. Stasera, sì? Yes. Dove? Qui. Con lo Steadicam le possibilità di movimento sono infinite e spesso molti registi la usano a sproposito, è quasi un gioco, no? Costruire delle sequenze molto lunghe senza nessun taglio di montaggio. Torno però a dirvi una cosa, e questi piani sequenze costruiscono in qualche maniera un montaggio interno. Questo forse un po' meno, ma in realtà i piani di visione, di inquadratura cambiano. Vediamo invece una ripresa di un piano sequenza costruito con lo Steadicam. Hello there. Hi, are you Frankie? Very well. Buddy! Hey, buddy. Buddy! There was something quite profound that I can't outline. I had a brand new story while I was coming down. Hi, Moira. How are you? Very good, thank you. How are you? Coming down. Qui ancora ha un senso perché vuol mostrare proprio all'inizio del film l'ambiente in cui poi si svolgerà la storia, siamo a Belfast di Kenneth Branagh. Passiamo alle inquadrature. Cosa vuol dire mettere in quadro? Mettere in quadro è un'operazione simile a quella di costruire il tempo del cinema. Quale inquadratura decidiamo di mettere, di fare? E cominciamo, anche se qualcuno magari potrà fare dell'ironia, con la corazzata Potiomkin, perché la sequenza che vedremo della scalinata, e qui Eisenstein riesce con diverse inquadrature a dare un senso politico
al racconto, cioè l'accostamento che lui fa di inquadrature diverse, primi piani, campi lunghi, campi totali, dettagli. Qui sono tutta la serie di possibili inquadrature Eisenstein le adopera, ma perché vuole dare un forte senso politico a quello che noi vedremo. Tra l'altro, la sequenza degli intoccabili cita in maniera esplicita
nonostante Fantozzi ormai ce l'abbia distrutta in maniera definitiva, io credo che questa sia una sequenza straordinaria. Rispetto a quello che dicevamo prima, qui ci sono tutte le inquadrature possibili, dai dettagli ai piani sequenza, e in più a Eisenstein non gli interessa molto il realismo dello spazio, perché se ci pensate bene, questa scalinata dovrebbe avere 3000 gradini, continuano a scendere, no? E quindi non ha questa preoccupazione, non è un cinema di Eisenstein, non è un cinema realistico, è un cinema che costruisce col montaggio e con la costruzione dello spazio delle idee forza. Altra sequenza relativamente al discorso che stiamo facendo sulle inquadrature è Psycho, una sequenza d'inizio di Alfred Hitchcock, molto interessante, perché vi prego di guardarla con attenzione, perché c'è un continuo scambio di sguardi che sono a volte soggettivi, cioè è ciò che la persona vede e che noi con lei vediamo, a volte non lo sono. E con questo continuo gioco Hitchcock costruisce una tensione molto forte. Noi a volte non ce ne rendiamo nemmeno conto se stiamo guardando con Marion il poliziotto, o se in quel momento siamo il poliziotto che guarda Marion, o seppure in realtà siamo esterni alla situazione. Hold it there. In quite a hurry. Yes, I didn't intend to sleep so long. I almost had an accident. Allora, questo è quello che il poliziotto dovrebbe vedere, questo è quello che lei vede. Slept here all night? Yes. As I said, I couldn't keep my eyes open. There are plenty of motels in this area. You should have, just to be safe. I didn't intend to sleep all night. I just pulled over. Have I broken any laws? No, ma'am. Then I'm free to go. Is anything wrong? Of course not. Am I acting as if there's something wrong? Frankly, yes. Please, I'd like to go. Well, is there? Is there what? I've told you there's nothing wrong, except that I'm in a hurry and you're taking up my time. Now, just a moment. Turn your motor off, please. May I see your license? Why? Please. Attenzione adesso questo è quello che lei vede la strada, ma vede anche nello specchietto ciò che c'è dietro, quindi in realtà è una soggettiva di lei che vede lo specchietto. Qui in realtà è quello che lei vede.
Avete visto come Hitchcock riesce a costruire una complessissima sequenza di giochi di sguardo in soggettiva e oggettiva. Vediamo l'ultimo spezzone che è tratto dal mostro di Düsseldorf di Fritz Lang. Anche qui c'è parte, non vi preoccupate. Mit dem kleinen Hackebeinchen mach ihr Schabefleisch aus dir. Du bist raus. Ihr solltet verfluchte Lied nicht singen, hab ich euch gesagt. Könnt ihr denn nicht hören? Immer das verfluchte Lied. Nur ein Beinchen. Bald kommt der Ach, 50 Mark kannst du den Jörn verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag bohren sie es ihnen in den Ohren. Als ob man nicht schon genug von dem Mörder zu hören kriegte. Macht er doch. Solange man sie singen hört, dann weiß man wenigstens, dass er noch da sind. Naja, hast du wieder recht. In questa sequenza Lang gioca sia con una complessità di inquadrature di tipo diverso, ma anche con due spazi diversi, la casa e la bambina che si avvicina verso casa. Noi percepiamo, e questo è uno dei miracoli che il cinema fa, che quelle due azioni avvengono simultaneamente, no? Riesce a far sì che tempi in spazi diversi corrispondano. Allora proviamo, non so se siamo stati sufficientemente capaci di rispondere. Io proverei a fare una sintesi. Che cos'è allora il cinema? Io direi che questa capacità, questo potere che è in mano al regista di costruire un mondo. Anzi, direi che il cinema è il nuovo mondo, un nuovo mondo, perché non è il mondo reale ed è un mondo che riflette il mondo reale, ma per farlo ha bisogno di una tecnica molto precisa, attenzione, non un linguaggio, non una grammatica. Perché se il cinema avesse una grammatica,
consolidata, si direbbe: ah, qui hai sbagliato, allora dovremmo buttare via il 50% dei film. Godard, per esempio, si diverte a stravolgere completamente le regole del gioco, e così faranno molti altri. Stanno sbagliando? Dobbiamo usare come le professoresse la matita rossa per dire: no, qui non hai osservato il linguaggio, la grammatica del cinema. Non c'è una grammatica del cinema, c'è una tecnica del cinema, e questa tecnica del cinema significa poter costruire con il montaggio, con l'inquadratura, con angoli di ripresa, una storia che, secondo quello che io ritengo, io che in quel momento sono davvero, no, ho il potere di farlo, posso decidere cosa fare, senza che qualcuno possa dirmi: ah, no, qui non hai fatto giusto, perché non c'è un giusto. Se funziona, se quello che ho fatto ha costruito un'emozione, ha costruito un nuovo mondo, allora va bene, no? Ecco, allora, come definizione direi: cinema è un nuovo mondo, un mondo nuovo, come quello che già nel Settecento e nell'Ottocento si faceva nei baracchini fuori delle piazze. Vi ringrazio. Grazie professor Ghigi, che ho visto bene in questo ruolo di apprendista stregone, così nel buio della sala, a mescolare immagini ed emozioni. Se abbiamo lo spazio per un paio di domande, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, qualche delucidazione, qualche... Ho risposto. No, ovviamente. C'era Calvino che il cinema è la fabbrica dei sogni, a proposito, no? Si diceva l'altro giorno, quindi da questo punto di vista credo che non ci sia, come giustamente è stato detto questa sera, una risposta univoca. Ecco, la settimana prossima cercheremo proprio di vedere invece che tipo di risposta danno i cineasti italiani in un momento di crisi, un po' prima e un po' dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il cinema non risponde più alle esigenze di quel momento storico. Quindi, rispetto a quello che diceva il professore oggi, non è più una lettura generale, ma è una esigenza particolare che si troverà appunto attraverso il neorealismo. Allora, se non ci sono altre domande, mi resta che ringraziarvi, darvi appuntamento appunto a mercoledì prossimo alle 5:30 e ringraziare soprattutto il professor Ghigi. Grazie.